Vi invito ad alzarvi in piedi in questo momento per cominciare la nostra serata di lode, di adorazione al nostro Re, al Signore Gesù Cristo, Signore della nostra vita, Signore dei nostri cuori, Salvatore delle nostre anime. Ma per cominciare questa serata nel miglior modo possibile, come sempre, vivendo il nostro essere uno in Cristo, ti invito a togliere tutta la vergogna che hai addosso e girarti verso 3, 4, 5, 6 persone, dare un bel abbraccio. Non basta la stretta di mano, diamo un bel abbraccio caloroso e digli benvenuto alla nostra serata di adorazione, benvenuto al nostro adorarti. Se hai dato l'abbraccio solo a una persona, cerca qualcun altro nella chiesa da abbracciare. Amen. Amen. Credo che Dio abbia riservato grandi cose oggi per noi e credo anche che Lui sia lì che sta aspettando la nostra migliore adorazione. Quindi in questo momento faremo una preghiera e dopo ci sarà un tempo in cui non solo aprire le nostre bocche per lodarlo, ma soprattutto aprire i nostri cuori, dando a Lui il nostro meglio in spirito e in verità. Preghiamo insieme il nostro Signore, chiediamo che la sua presenza possa manifestarsi con forza oggi, questa sera, che possa scaldare i nostri cuori, che possa asciugare le nostre lacrime, consolarci, possa darci potenza dall'alto e possa trasformare la nostra vita. Signore Gesù, siamo qua, Signore, questa sera riuniti come Chiesa, come tua assemblea, Signore, per lodare il tuo nome, per glorificarti, per portare a te la nostra migliore adorazione. Ricevi, Signore, ricevi tutto quello che noi abbiamo oggi da offrirti, Padre. Ricevilo con gioia come la nostra migliore adorazione e ti chiediamo, Padre, che il tuo Spirito possa manifestarsi in mezzo a noi, che tu possa scendere con la tua gloria su questa Chiesa, che, Signore, tu possa toccare i nostri cuori, che tu possa ravvivare spiriti in questa serata, che tu possa darci forza e che quando usciremo di qua non saremo come siamo entrati. Siamo qua per lodarti, Signore, siamo qua per darti il nostro meglio e ti chiediamo, scendi con la tua gloria su di noi questa sera. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Schiacciava il peccato che era in me, non riuscivo a lasciarlo, ma poi la luce tua entrò in me. Respiravo ma non vivevo. Tutta la Chiesa, nascondevo le mie paure fino a che io ho incontrato te. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te, fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato,
orfano ero, ma mi hai chiamato. Rotto ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro. Ho un futuro che per gli occhi quando hai chiamato me. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Ero perduto, tu mi hai salvato, senza rifugio, profano ero. Rotto ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro. Ho un futuro nei tuoi occhi quando hai chiamato me. Sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, la chiesa. Alleluia! Tua fedeltà dimostri in me, i miracoli che fai per grazia in me. Sento la tua mano in ciò che io non vedo. Dio sei tu, Dio sei tu. Credo che sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. Miracoli vedrò, sei buono con me. Sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. I miracoli vedrò, sei buono con me, sei buono con me, sei buono. Morti io non posso fare vivere, ma so che il tuo nome fa risorgere. Io darò tutta la gloria all'unico, a te Gesù, a te Gesù. Credo che sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. I miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie. I miracoli vedrò,
sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, sei buono con me, sei buono con me, sei buono con me. Oh. Sei buono con me, oh. Sei buono con me, sei buono con me, sei buono, Gesù. Visto morti, mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Visto morti vivere e il mare aprirsi a me, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedrò famiglie riunite, chi è lontano ritornare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo anime salvate, la tua la mia fede sta in te. Ho visto malattie sparire, i giganti arrendersi, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo e il mare aprirsi a me, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedrò famiglie riunite, chi è lontano ritornare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo anime salvare e il tuo fuoco battezzare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. La tua gloria arriverà, questo mondo ti vedrà, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Credo che sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei buono con me, sei buono con me, oh, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, miracoli vedrò, buono con me, sei buono con me, sei buono con me. Dio è buono, Dio è fedele con tutti noi. Alleluia, gloria a Dio. Sei buono con me, Miracoli vedrò, sei buono con me, Gesù. Raccontare la tua bontà, Gesù.
tenti a rendersi, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Ho visto morti vivere e il mare aprirsi a me, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedrò famiglie riunite, chi è lontano ritornare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo anime salvate, vedo fuoco battezzare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te, Gesù. Vedo dichiari e il mare aprirsi a me, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedrò famiglie riunite, chi è lontano ritornare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo anime salvate, dal tuo fuoco battezzare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedrò nazioni risvegliate, la tua salvezza arrivare, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. La tua gloria arriverà, questo mondo ti vedrà, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Credo che sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono, sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò, sei buono come, sei buono come, sei buono come, sei buono come, sei buono come Gesù. Sei buono come, sei buono, Spirito Santo. Spirito Santo, noi vogliamo cantare la tua bontà, Dio che fa miracoli, Dio che fa meraviglie nella nostra vita. Grazie Signore perché il Signore non faceva solo in passato, ma il Signore fa ancora oggi. Signore, apri i nostri occhi, Signore, per contemplare la grandezza del tuo nome. Apri i nostri occhi, Signore, per contemplare quanto è grande, Signore, le meraviglie che tu fai oggi. Per contemplare, Signore, il miracolo che il Signore fa ogni giorno, Signore. Apri i nostri occhi, Signore, non lasciarci, Signore, con i nostri occhi, Signore, oscuri, Signore, dal Dio che sei ancora in questo tempo. Il Dio non cambia, il Dio non si trasforma. Tu sei lo stesso Dio. Noi vogliamo dichiarare, Signore, che noi crediamo nel sovrannaturale che tu puoi fare. Noi vogliamo dichiarare, Signore, che il Dio di miracoli è in questo luogo. Io credo in te, Gesù. Spirito Santo. E Dio querido avvisa e check está passando hoje qui, está passando hoje
Dio che guarisce i soli, distruggi la paura in me, distruggi la paura in me. Signore, credo in te, Signore, credo in te, sovrannaturale sei Dio. Signore, credo in te, Signore, credo in te, sovrannaturale sei. Il Dio dell'impossibile sta passando oggi qui, sta passando oggi qui. Il Dio che la morte ha vinto, vivo e sta dentro di cari questo, vivo e sta dentro di te. Sì, io credo in te. Io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo, sì, io credo in te, sovrannaturale sei Dio. Sì, io credo in te, sì, io credo in te, sovrannaturale sei. Il Dio che salta e che verrà, i morti risusciterà, Dio di miracoli, Dio di miracoli. Il Dio che sa e che verrà, con potenza tornerà. I morti risusciterà, Dio di miracoli, Dio di miracoli. Tu puoi dichiarare questo? Il Dio che sa che verrà,
alçar a tua mão in questo momento. Alza la tua mano se tu credi nel sovrannaturale di Dio. Alza la tua mano se tu credi che Dio può farlo ancora. Io non lo so. Io non lo so qual è la situazione che per te è impossibile, che tu hai bisogno di un sovrannaturale, ma Dio lo sa. Dio non ha cambiato, Dio non cambia mai, Dio non si è trasformato, Dio non si è sfigurato, Dio non si è mutato, Dio non è cambiato, Dio non si è trasformato. Il Dio che trasformava una volta, il Dio che guariva una volta, il Dio che salvava una volta, il Dio che guariva, il Dio che faceva miracoli sovrannaturali, continua ad essere Dio. Il Dio che faceva miracoli sovrannaturali, continua ad essere Dio. Dio non è cambiato, Dio non è trasformato. Quindi tu alza la tua mano in questo momento e comincia a dichiarare vittoria sulla tua casa. Comincia a dichiarare vittoria, comincia a dichiarare vittoria, comincia a dichiarare vittoria sulla tua famiglia, comincia a dichiarare vittoria sul tuo matrimonio, comincia a dichiarare salvezza ai tuoi figli, comincia a dichiarare guarigione completa, guarigione miracolosa, guarigione sovrannaturale. Comincia a dichiarare, Signore, noi crediamo in te, noi crediamo, Signore, noi crediamo nella potenza del tuo nome, noi crediamo, Signore, che tu non hai cambiato, noi capiamo che tu puoi trasformare, noi dichiariamo oggi, Signore, malattia guarita, noi dichiariamo oggi, Signore, famiglie salvate, noi dichiariamo, Signore, oggi guarigioni miracolose nel nome di Gesù. Tu che hai una malattia, metti la tua mano in questo momento, metti la tua mano e dici: Signore, io dichiaro, Signore, io dichiaro il sovrannaturale di Dio sulla mia vita. Signore, io dichiaro che è Dio che può ridare vista ai ciechi è oggi qui. Io dichiaro, Signore, che tu puoi guarire, io dichiaro che tu puoi trasformare, io dichiaro, Signore, guarigione completa sulla mia vita, io dichiaro, Signore, guarigione completa, Signore, sulla mia famiglia, sulla mia casa. Io dichiaro, Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Sì, io credo in te, Gesù. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Cantiamo. Sì, io credo. Sì, io credo in te. Sì, io credo in te. Sovrannaturale sei. Ciò che è impossibile per l'uomo è possibile per Dio. Sì, io credo in te, sovrannaturale sei. Se pedimos, Jesus virá, como chuva, chuva, chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá, como cura, cura, cura. Se pedimos, Jesus virá, como salvezza, salvezza. Jesus, se pedimos, Jesus virá, como descerá. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá, Jesus virá. Quero chuva, tua chuva sobre mim. Tu pode declarar com isso? Chuva, quero chuva, tua chuva
adesso dichiari cura, cura, tua cura, voglio cura sobre mim, Jesus, Jesus, cura, cura, quero cura, tua cura sobre mim, Jesus, cura, tua cura sobre mim. Apri i nostri occhi, Gesù, apri i nostri occhi per vivere il sovrannaturale di Dio, per vivere la promessa di Dio. Signore, Signore, noi dichiariamo che noi camminiamo per fede, Signore. Noi dichiariamo, Signore, che oggi noi usciremo di qua ricevendo e credendo, Signore, che il Signore ha compiuto un'opera grande in noi. Spirito Santo, Spirito Santo, noi crediamo che tu hai compiuto un'opera grande. Noi crediamo che tu hai compiuto un'opera miracolosa, Signore. Un'opera straordinaria, Signore. Un'opera sovrannaturale, Signore. Spirito Santo, noi dichiariamo questo, Gesù. Spirito Santo. Dichiariamo insieme Yeshua,
E se eu em ter tudo que tenho, em troca do amor eu falharia? Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, Yeshua. E querem vir forte, Yeshua.
chiama, versi do Espírito su di noi, su di noi, su di noi. Gloria, 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 c'è un fuoco che bruci questa sera, è il fuoco dello Spirito Santo di Dio. Brucia dentro i nostri cuori. Sì, Santo Spirito di Dio. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo. Il Signore sta agendo in silenzio. Tante persone stanno coi cuori piangendo, nessuno sta vedendo, ma il Signore sta sondando i nostri cuori. La tua presenza sta passando oggi qui. E Lui sta ti visitando oggi. Lui vuoi guarire, Lui vuoi liberare, Lui vuoi portare la guarigione. Apri il cuore, apri il cuore. Lui vuoi asciugare le tue lacrime. Apri il cuore.
Metti la mano nella spalla del tuo fratello. Alleluia. Santo è il tuo nome, Gesù. Spirito Santo di Dio. Dica così: Dio ha un'aspettativa sulla tua vita. Dio vuole che tu viva il nuovo di Dio. Dici: rialzati, rialzati, rialzati per vivere la promessa del Signore nella tua vita. Dio ha cose grandi e meravigliose. Dio compirà. Dichiari sulla vita del tuo fratello: Dio compirà la promessa che tu pensi che è già persa. Dio compirà. Dio farà ancora una volta. Dio farà nascere acqua dove tu pensi che non può nascere. Dio aprirà un cammino in mezzo al deserto. Credi in questo. Amen. Applaudi il nome del Signore Gesù. Amen. Non si sa mai come finire questi momenti. Vogliamo che questi momenti non finiscano, però purtroppo devo darvi degli avvisi. Sarò breve e iniziamo con l'avviso di mercoledì, Be Brave. Questo mercoledì 19 febbraio alle ore 8 avremo il nostro primo Be Brave dell'anno, speciale un anno di Be Brave. Per donne, invitate tutte le vostre amiche, venite, non mancate, vi aspettiamo. Passiamo al prossimo incontro delle coppie. Per me, Sei Casa, la cena delle coppie, con la presenza speciale dei pastori Paolo e Rosa Pereira. Sono dei cari pastori amici della nostra chiesa che vengono a visitarci ogni tanto, quindi saranno con noi e sarà un tempo bellissimo. È necessaria la prenotazione, però penso che i posti siano esauriti. Esauriti? Sono esauriti i posti, mi confermano, quindi per chi ha prenotato ci vediamo venerdì 28 febbraio alle ore 19:30. Grazie. Passiamo al prossimo. Adorarti, Be Friends. È un culto in cui sarete obbligati, ognuno di voi dovrà portare almeno un amico, una persona, quindi questa chiesa si riempirà e non ci sarà posto più per nessuno. Amen. Sarà sabato, il primo sabato di marzo, non so che giorno sia. Primo sabato di marzo, Be Friends alle ore 8, ok? Passiamo all'ultimo, che è il nostro amato Beyond. Questo è il primo evento che speriamo, in nome di Gesù profetizziamo di molti, è un evento di adorazione che conterà la partecipazione speciale dei cantanti Alessandro Villas-Boas e Amy Souza del ministero F-Hope del Brasile, e sarà un momento molto speciale. È aperto non soltanto ai ministri di lode, a chi fa parte del ministero di lode, del suono, chi ha il desiderio di lavorare in quest'area della musica, è aperto a chi vuole avere un tempo di adorazione. Sarà i giorni 16, 17 e 18 di maggio, è necessaria l'iscrizione, che troverete il link o nel gruppo della Chiesa WhatsApp, oppure andate su Instagram, il profilo Instagram della Chiesa, bchurch.verona. Nel link in bio troverete il link per iscrivervi. E basta. Ok, vi voglio invitare ad alzarvi in piedi. Passiamo adesso al momento delle decime e le offerte. Come dice il pastore, è il momento più atteso del culto. E niente, vogliamo fare una preghiera. Tu che hai portato qualcosa, tu che hai portato il tuo meglio, non qualcosa, vero? Perché noi dobbiamo dare il nostro meglio a Dio, che non sto parlando soltanto di soldi, ma sto parlando della nostra migliore adorazione, il nostro miglior tempo, la nostra primizia la dobbiamo dare a Dio, perché Lui ha già dato il suo meglio per noi e ogni giorno dà il suo meglio per noi. Amen.
E voglio invitarti a fare una preghiera insieme a me in questo momento per benedire tutto ciò che noi porteremo qua davanti. Voglio ricordarvi che chi non ha soldi in contanti vuole dare con il bancomat, lì abbiamo il post dietro, e ci sono anche le buste di missione con il quale sosteniamo i nostri missionari, i nostri progetti missionari. Quindi se tu hai in cuore di sostenere la missione, lì ci sarà le buste, anche il carnet di missione, giusto? Il quale ti impegnerai, se prendi il carnet ti impegnerai a dare una somma fissa ogni mese, che sia quello che Dio ha messo nel tuo cuore, che sia 5-10 euro ogni mese. Tu starai aiutando i nostri progetti missionari, i nostri missionari, amen? Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questo culto, ti ringraziamo per un'altra giornata che ci hai dato di vita, ti ringrazio, Signore, per la vita di ogni persona che è venuta qua, Signore, per ogni persona che porterà, che sta portando, Signore, il suo meglio, la sua migliore adorazione, la sua migliore offerta, la sua miglior decima a te, Signore, che sta portando qua la sua primizia per l'onore e la gloria del tuo nome, Signore. Io benedico ciascuna persona che porterà qua davanti per aiutare, per sostenere la tua casa, Signore, in nome di Gesù, che tu possa aprire le porte del cielo, Signore, che tu possa riversare benedizioni che non sapranno più dove mettere, dove riporle, Signore, nel nome di Gesù, che noi possiamo essere una chiesa prospera. E non sto parlando soltanto di beni materiali, ma una chiesa prospera spiritualmente, Signore, una chiesa prospera che avanza con doni, con talenti, Signore, nel nome di Gesù, che possiamo essere una chiesa missionaria, una chiesa che non soltanto riceve ma che invia, Signore, invia per tutto il mondo, Signore, persone che inviano altre persone per fare la tua opera, per spargere il tuo Vangelo, per spargere il tuo amore e il tuo nome, Signore. Nel nome di Gesù benedicici, Signore, e che tu possa essere qua, Signore, che tu possa sostenerci giorno dopo giorno, Signore. Noi ti ringraziamo. Amen. Certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. So che mi chiami, so che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia
Amen. Pace, pace, pace. Siamo già un po' avanti con l'orario, poi questa sera dobbiamo tenere un tempo speciale perché abbiamo un compleanno da festeggiare, no? Ma Dio ha messo una parola nel mio cuore e voglio condividerla con voi. È una parola, grazie mille. È una parola che Dio ha cominciato a ministrarmi qualche giorno fa, perché ho detto anche nel culto in casa. Benjamin mi ha fatto una domanda, mio figlio, no? Un po' di giorni fa. Una domanda che mi ha detto: papà, ho una domanda che mi fa venire il mal di testa. Una di quelle domande da mal di testa. Qual è questa domanda? Ha detto: cosa c'era prima della nascita della terra? Prima della nascita della terra c'era Dio, no? E prima di Dio cosa c'era? Mi fa Benjamin. E sono veramente domande che se ci pensi, no? Se ti metti proprio lì a ragionare secondo i nostri criteri temporali, spaziali, sono domande veramente che ci fanno venire mal di testa, no? Allora io ne ho approfittato per fargli una lezione di teologia sugli attributi incomunicabili di Dio, no? Parlando dell'eternità di Dio. Ma poi gli ho fatto un'altra domanda io a Benjamin. Ho detto: guarda, io c'ho una domanda che è simile a questa e mi fa venire ancora di più il mal di testa. E ho detto: cosa c'è al di là della terra? E lui mi ha detto: c'è la galassia. E al di là della galassia cosa c'è? Altre galassie. E al di là cosa c'è? C'è l'universo. Sì, ma sai, gli ho detto: Benjamin, gli scienziati dicono che l'universo è in continua espansione. No, dicono che non è infinito, sembra che abbiano scoperto in qualche modo, hanno questa teoria che l'universo non è infinito ma continua a espandersi. Ho detto: secondo te, Benjamin, dov'è che si espande l'universo se al di là dell'universo non c'è niente? Lui è rimasto lì a pensare, ho detto: guarda, questa è una domanda che a me fa venire mal di testa. E l'unica possibile risposta che oggi io posso dare, che molto probabilmente sarà sbagliata, è che al di là dell'universo che noi possiamo conoscere o percepire c'è quello che noi chiamiamo il regno dei cieli, no? Il paradiso, il regno di Dio. Cosa ci può essere al di là? È con qualcosa che per noi non è materiale, noi non possiamo sapere di che cosa veramente è fatto, no? Mi ricordo che qualche anno fa abbiamo fatto un culto chiamato Cielo, in cui proprio i bambini della chiesa provavano a descrivere com'era il cielo secondo loro, no? E ognuno aveva le sue idee, no? Uno diceva che c'erano determinate cose. Mi ricordo Benjamin diceva: per me tutte le strade di cristallo, e ci sono dei palazzi di cristallo con i muri di cristallo, ma forse le strade sono oro, ma sicuramente i palazzi di cristallo, diceva, no? Secondo lui è tutto un po' così, un po' trasparente in cielo, no? Ma non possiamo veramente sapere come è fatto. L'apostolo Giovanni ha avuto quella rivelazione nell'Apocalisse in cui ci descrive un po' la nuova Gerusalemme, almeno quello che lui è riuscito a intendere dalla visione che ha avuto, ma non possiamo veramente sapere come è fatto il regno di Dio. Gesù ci dà delle descrizioni del regno dei cieli attraverso delle parabole, non tanto di come è fatto, ma ad esempio ci insegna quanto dobbiamo desiderarlo. Dice: il regno dei cieli è come una perla preziosa, è come un tesoro che noi dobbiamo vendere tutto quello che abbiamo per andare a comprarlo, per andare a ottenerlo. Ci insegna che il regno dei cieli è come una rete gigantesca che i pescatori lanciano in mezzo al mare e pesca tutti i tipi di pesci, e poi dopo che li hanno pescati fanno una divisione tra i pesci buoni e i pesci meno buoni. Insomma, Gesù ci dà un po' di indicazioni a riguardo del regno dei cieli, ma poi dice una cosa che è veramente fantastica. In
Luca 17:21, Gesù dice così: il regno dei cieli è in mezzo a voi. O in altre traduzioni leggiamo: il regno dei cieli è dentro di voi. E questo è qualcosa che veramente mi sembra una pazzia, no? Se il regno dei cieli è dove Dio abita, se il regno dei cieli è il paradiso, chiamiamolo così, come può essere qua? Qua non stiamo vivendo nel paradiso, no? Non so com'è la vostra vita, ma la mia vita non sempre è un paradiso, no? E com'è possibile che Gesù dice questo? Dobbiamo, come prima cosa, dare una definizione di che cos'è il regno dei cieli o il regno di Dio. Che cos'è un regno, prima di tutto? Non a livello spirituale, non a livello teologico, proprio come potremmo trovarlo scritto su un vocabolario. Che cos'è un regno? Ad esempio l'Italia. L'Italia è un regno? Chi dice di sì, gli togliamo la cittadinanza subito. L'Italia non è un regno, l'Italia è una repubblica democratica. Il Brasile è un regno? Non è un regno, penso, se non sbaglio, sia una repubblica federale, può essere. Ma noi abbiamo un esempio di regno in Inghilterra, anzi meglio, nel Regno Unito, no? The United Kingdom. E quindi che cos'è un regno? Qual è la differenza tra il Regno Unito e l'Italia o il Brasile? Che noi qua abbiamo la signora Meloni, voi in Brasile avete il signor Inácio Lula, in Colombia, in Perù non lo so chi ci sia a governare, ma in Inghilterra, nel Regno Unito, c'è un re, non hanno un presidente, hanno un re, perché il regno è quel luogo che è sottomesso ad un re. E allora quando noi parliamo del regno di Dio, noi non stiamo semplicemente parlando di un luogo tutto di cristallo o come possiamo immaginarcelo lassù in cielo. Il regno di Dio può essere sì in mezzo a noi. Il regno di Dio è dovunque Dio regna. E il regno di Dio può essere sì dentro di noi. Se Dio regna nei nostri cuori, se Dio regna nelle nostre vite. E c'è un altro testo che ancora ci fa capire che il regno dei cieli sì è veramente in mezzo a noi, e io voglio leggerlo con voi in Luca, il capitolo 4, e leggerò dal versetto 16 in avanti. Chiedo a Alex se può postarcelo qua dietro. Luca 4, dal versetto 16 in avanti, noi vediamo la visita di Gesù nella sua città natale, a Nazareth. Andò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò di giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente si pose a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Ed egli prese a dire loro: oggi si è adempiuta questa scrittura e voi la udite. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete quel proverbio: medico, cura te stesso, fai anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità vi dico che ai giorni di Elia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi e vi fu gran carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Sarepta di Sidone. E al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, ma lo fu Naaman il Siro.
Tutti nella sinagoga furono ripieni d'ira ad udire queste cose. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passato in mezzo a loro, se ne andò. Amen. Signore Gesù, abbiamo potuto sentire, toccare la tua presenza qua in mezzo a noi. E io credo, Signore, che tu abbia preparato un terreno fertile dove lanciare il tuo seme questa sera. Per questo, Signore, benedici la tua parola. Fai in modo che possa arrivare dove deve arrivare e che non torni indietro senza avere compiuto la tua volontà nei nostri cuori. Che questa sera possa essere una sera di vera trasformazione. Che questa sera possa essere la sera in cui la tua volontà regni nei nostri cuori. Che veramente il regno di Dio possa nascere e possa crescere dentro ognuno di noi. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen. 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 Questa sera voglio parlarvi, per quanto possibile, per quanto possiamo conoscere e per quanto lo Spirito Santo possa usarmi e possa toccarvi questa sera, della visione del regno di Dio, di questo regno che veramente è in mezzo a noi. E Gesù stesso qua in questo testo lo ha detto: oggi si è compiuta questa parola, io sono in mezzo a voi. Lo Spirito Santo oggi in questo momento è qua presente, e è presente dentro i nostri cuori, e se noi lasciamo a Lui lo spazio per governare le nostre vite, il regno di Dio veramente può nascere dentro di noi. Il regno di Dio veramente può essere dentro di noi. È un regno, questo regno di Dio, che è pieno di leggi, è pieno di idee, è pieno di cose meravigliose che noi dobbiamo comprendere e che dobbiamo vivere affinché il regno di Dio possa veramente farsi strada in mezzo a noi. Noi non possiamo semplicemente dire Dio è il mio Signore, ma poi vivere come se non lo fosse. Perché se noi semplicemente con la nostra bocca diciamo Dio è il mio Signore, ma poi non ubbidiamo alle sue leggi, Dio non starà governando la nostra vita. E il regno di Dio quindi non sarà dentro di noi. Se noi diciamo Dio è il mio padrone, Dio è il mio re, ma poi non camminiamo nella visione di questo regno di Dio, come potremmo veramente dire che il regno di Dio è dentro di noi o è in mezzo a noi? Questa sera lo Spirito Santo ci vuole mostrare che cos'è questa visione del regno di Dio, per far sì che ognuno di noi possa veramente cominciare a vivere tutto questo, a vivere come Dio vuole che noi viviamo. In questo modo un po' folle forse, perché il regno di Dio non è come il regno degli uomini, e tutto ciò che fa parte del regno di Dio e la visione del regno di Dio è completamente diversa da quella che è la visione del regno degli uomini. E parte di ciò che il regno di Dio è, Gesù ce lo dice qua in questi primi versetti, quando comincia a leggere il testo del profeta Isaia. Dice: lo Spirito Santo è sopra di me e mi ha unto per evangelizzare i poveri. Nel regno di Dio, la visione principale del regno di Dio è quella di evangelizzare. È una visione evangelistica, è il fatto che noi dobbiamo alzarci dalle nostre sedie, metterci le scarpe ai piedi e cominciare ad andare a predicare il Vangelo. La prima visione del regno di Dio è la nostra chiamata, è quello che noi dobbiamo fare con tutto il nostro cuore, è andare per il mondo e aprire la nostra bocca giorno dopo giorno senza vergogna di quello che il Vangelo rappresenta per noi e di quello che Gesù ha già fatto nella nostra vita. La visione del regno di Dio è una visione evangelistica, e quello che noi facciamo qua questa sera è un evangelismo nella vita di ogni persona, e quello che noi dobbiamo fare al di fuori di qua deve essere evangelismo. All'interno della nostra casa come primo luogo,
con la nostra buona testimonianza, con le nostre buone opere, pregando con i nostri figli, con i nostri coniugi, quando andiamo a dormire, quando pranziamo insieme, ceniamo insieme e anche in altri momenti della giornata. Deve essere una visione evangelistica, quella che noi viviamo, se viviamo la visione del regno di Dio nel nostro luogo di lavoro, dove non dobbiamo dire brutte parole, dove non dobbiamo mentire, dove non dobbiamo fare il doppio gioco, ma dobbiamo avere una vita di sincerità con le persone che sono intorno a noi. Vivere la visione evangelistica del regno di Dio deve essere una cosa principale nella nostra vita. Ogni giorno la nostra vita testimonia di chi Dio è. John Wesley diceva: noi siamo le Bibbie che oggi il mondo legge. Non aspettiamoci che le persone del mondo apriranno la Bibbia nel Vangelo di Isaia, nel libro di Isaia, e cominceranno a leggere quello che c'è scritto. Non pensiamo che i nostri colleghi di lavoro apriranno Matteo 5 e leggeranno la cultura del regno di Dio, le beatitudini e tutti gli insegnamenti di Gesù. Non aspettiamoci questo. Quello che noi dobbiamo fare, se noi viviamo la visione del regno di Dio, è quello di vivere per primi, è quello di parlare sì, ma di vivere con la nostra testimonianza quello che è il Vangelo della croce, il Vangelo di Cristo. Se noi vogliamo vivere il regno di Dio, se vogliamo fare parte del regno di Dio, se possiamo dichiarare il regno di Dio vive dentro di me, noi dobbiamo vivere questa visione evangelistica del regno di Dio. E dopo di questo Gesù prosegue dicendo: mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri. E se noi vogliamo vivere questa visione del regno di Dio, noi dobbiamo fare la stessa cosa. Ah, ma io non conosco nessun prigioniero, io non conosco nessuno che è in carcere. Ma fratelli, Gesù non si stava riferendo solo a quelli che sono in carcere. Esistono tante persone oggi che sono prigioniere, che sono schiave del peccato, che sono prigioniere di vizi, che sono prigioniere di abitudini, che sono prigioniere in una vita di adulterio, che sono prigionieri in una vita di fornicazione, che sono prigionieri in una vita in cui non riescono a fare a meno di creare zizzania e divisione tra le persone. Esistono molti modi di essere prigionieri. Ma se il regno di Dio vive dentro di noi, se questo regno in cui Dio è sovrano vive dentro di noi, non esiste catena che possa restare attaccata. Ogni catena si spezza davanti al regno di Dio. Ogni cella si apre davanti al regno di Dio. Qualsiasi cosa che c'è davanti al regno di Dio cade a terra. Quando in Daniele al capitolo 2 Daniele spiega a Nabucodonosor una visione che ha avuto di una statua. Nabucodonosor, re di Babilonia, ha avuto una visione di una statua che aveva la testa d'oro, aveva il petto e le braccia d'argento, aveva il ventre e le gambe di bronzo, aveva gli stinchi, aveva i piedi di ferro. E Daniele comincia a spiegare che cosa significava questa visione. Dice Nabucodonosor: la testa che vedi è l'impero di Babilonia, il corpo che vedi è l'impero medo-persiano, la parte di bronzo che vedi è l'impero macedone, la parte di ferro è l'impero romano. Ma alla fine di questa visione arriva una pietra che casca sulle gambe di questa statua e frantuma tutti questi imperi, frantuma ogni potenza, frantuma ogni stato, frantuma ogni cosa. E questa pietra è rappresentata dall'impero, dal regno di Gesù Cristo, dal regno di Dio, un regno che diventa sempre più grande. Fratelli, non c'è niente che si può opporre davanti al regno di Dio. Niente si può ostacolare, non ci sono prigioni, non c'è nulla davanti al quale possa resistere al regno di Dio. Al regno di Dio. Dopo di questo Gesù continua dicendo: mi ha mandato a predicare il recupero della vista ai ciechi. E se noi vogliamo vivere la visione del regno di Dio, noi dobbiamo fare anche questo, predicare il recupero della vista ai ciechi. E questo ancora una volta non si riferisce a una cecità
vera, una cecità carnale, ma si sta riferendo a una cecità spirituale. Ci sono persone oggi con squame davanti agli occhi, persone che non sanno mettere il piede destro davanti al piede sinistro quando camminano nella loro vita spirituale. E Gesù ci spinge oggi a vivere la visione del regno di Dio, insegnando alle persone come camminare, mostrando secondo la parola di Dio qual è la via che dobbiamo percorrere, qual è la strada che dobbiamo percorrere. E dopo di questo Gesù dice: mi ha portato a rimettere in libertà gli oppressi, perché ci sono tante persone che oggi al mondo sono oppresse, e noi, se vogliamo che il regno di Dio avanzi su questa terra e prenda piede su questa terra, noi dobbiamo far sì che persone vengano tolte da questa oppressione delle ideologie, oppressione dei governi, oppressione delle filosofie di vita. Ci sono tante cose che oggi opprimono spiritualmente gli uomini, ma il regno di Dio è in mezzo a noi affinché ognuna di queste cose possa cadere. E quando finisce questo discorso, le persone di Nazaret dicono: Gesù, fai anche qua quello che ti abbiamo sentito fare a Capernaum, quello che ti abbiamo sentito fare in altre città, i grandi miracoli, le grandi guarigioni, falle anche qua. E Gesù dice: no, non è così che funziona. Sapete, questo regno di Dio non deve essere come piace a noi. Il regno di Dio è il regno di Dio. È Lui che governa, è Lui che è sovrano, è Lui che impone le leggi, è Lui che dà la visione, è Lui che ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato. E molte volte noi uomini vorremmo: Dio, fai anche qua, fai qua. Dio, vorrei che fosse così il tuo regno, non vorrei che fosse così. Non è il regno che si deve adattare a noi, siamo noi che ci dobbiamo adattare al regno di Dio. Se vogliamo vivere il regno di Dio, se vogliamo che viva in mezzo a noi e dentro di noi, siamo noi che ci dobbiamo adattare a Lui e non Lui che si deve adattare a noi. E questo regno è come ho detto, non è anche un regno che è facile da accettare tante volte, perché il regno di Dio è un regno sottosopra. In Romani 14:17 c'è scritto che il regno di Dio è giustizia, è pace, è gioia. Ma la giustizia del regno di Dio non è la giustizia come la capiamo noi. La pace del regno di Dio non è la pace come la comprendiamo noi, e la gioia non è la gioia come la comprendiamo noi. Qual è la giustizia in questo regno di Dio che è sottosopra? Quando Maria in Luca capitolo 1 fa un suo cantico, dice: l'Eterno ha spiegato, ha mostrato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Fratelli, nel regno di Dio i grandi vengono sminuiti, i grandi perdono la loro potenza e i piccoli vengono innalzati. E questo è qualcosa che il mondo non può comprendere, ma Gesù l'ha sempre detto: se volete entrare nel regno dei cieli dovete essere come i bambini, come i più piccoli. Quando Gesù mandò 70 discepoli in missione per scacciare demoni e compiere guarigioni, questi tornarono da questa missione tutti contenti: Gesù, abbiamo fatto cose grandiose nel tuo nome. E Gesù li ferma e dice: fratelli, molto bene, ma non rallegratevi per quello che avete fatto, rallegratevi piuttosto perché il vostro nome è scritto nei cieli. E dopo di questo Gesù si gira e esulta. C'è scritto nella Bibbia: Gesù esultò in spirito, no? Come quando un attaccante fa gol al 90° minuto. Gesù ha esultato e ha detto: Padre, ti ringrazio perché tu hai rivelato questa cosa ai più piccoli. Nel regno dei cieli, in questa visione del regno, i più grandi vengono abbassati e i più piccoli vengono innalzati. Maria in questo cantico continua: Dio ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Nel regno dei cieli, coloro che siedono sui troni, i re, vengono abbassati, e chi vuole essere innalzato deve essere il più umile, deve essere il servo degli altri. C'è un passaggio della Bibbia in cui 2 apostoli vanno da Gesù e gli dicono: Gesù, senti, non è che quando andiamo nel regno dei cieli noi 2 possiamo sederci vicino a te?
E Gesù gli dice: caspita, ma ancora non avete capito? Il più grande nel regno dei cieli deve essere il servo di tutti gli altri. Vuoi essere il maggiore? Comincia a servire. Vuoi essere riconosciuto? Comincia a essere il più umile. Vuoi essere il più grande? Comincia a essere il minore tra tutti quanti. Nella visione del regno dei cieli, nella cultura del regno dei cieli, la cultura dell'io, la cultura dell'ego deve morire dentro di noi. La cultura di io posso, io sono bravo, io so fare questo, io so gestire questa cosa qua e quell'altro invece no, deve morire dentro di noi. Nella cultura del regno dei cieli deve iniziare a vivere dentro di noi la cultura del tu, non dell'io. Mettere l'altro al primo posto della nostra vita e non noi stessi. Gesù dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questa è la visione del regno dei cieli, è una visione che è difficile da vivere, è difficile da comprendere, è difficile da poter gestire nelle nostre vite umane, ma è qualcosa che noi dobbiamo cominciare a vivere, fratelli, per dire: il regno dei cieli è dentro di me, il regno di Dio è dentro di me, Dio sta governando la mia vita. Tu non potrai mai dire Dio sta governando la tua vita se stai vivendo la cultura dell'io. Se stai vivendo la cultura del io sono il più bravo, io so gestire, io so fare. No, comincia a vivere la cultura del tu. Comincia a considerare gli altri superiori a te stesso. Comincia a essere il primo dei servi. E dopo Maria va avanti dicendo: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. C'è una giustizia sociale nel regno dei cieli che per noi non è comprensibile, perché i ricchi sono sempre più ricchi secondo gli standard del mondo di oggi e i poveri sempre più poveri, ma in questo regno dei cieli, che è un regno sottosopra, i più poveri vengono ricolmati di beni e i più ricchi vengono rimandati a mani vuote. Fratelli, la giustizia del regno dei cieli è qualcosa che per noi è incomprensibile, è difficile che noi possiamo viverla, ma affinché noi possiamo dire il regno di Dio vive dentro di me, noi dobbiamo cominciare a camminare secondo quella che è la visione di Dio. Il regno dei cieli è pace, ma Gesù stesso dice: io vi do la mia pace, non la do come il mondo la dà. La pace che noi viviamo con Dio è diversa dalla pace che il mondo ci dà. Oggi la definizione di pace nel mondo è l'assenza di guerra, ma Gesù cambia questa definizione di pace. Il regno di Dio cambia questa definizione di pace, dicendoci: anche in mezzo all'afflizione, anche in mezzo alla tempesta, anche in mezzo alla tribolazione, in me puoi stare tranquillo. Tu non è che smetterai di soffrire, non è che smetterai di essere provato, ma in me tu puoi stare tranquillo. E noi dobbiamo iniziare a vivere questa visione della pace che Gesù ci dà, che il regno dei cieli ci dà. C'è scritto in Colossesi, se non mi sbaglio, che la pace di Gesù Cristo ci è stata data a noi. La pace di Gesù vive in noi affinché possiamo mantenere l'unità del corpo di Cristo. Quindi questa pace della quale noi ci possiamo rallegrare in Cristo è qualcosa che noi stessi dobbiamo vivere affinché noi possiamo mantenere la pace nel corpo di Cristo. In che modo? Anche quando un fratello della Chiesa ti fa qualcosa di sbagliato, se tu sei una persona che vive questa visione della pace, tu riuscirai a perdonare. Se tu ti accorgi di aver fatto qualcosa di male a qualcuno, se tu vivi questa visione della pace, tu riuscirai a chiedere perdono. Se tu sarai arrabbiato per qualcosa che è successo con fratelli, con sorelle, tu riuscirai a essere mansueto. La visione della pace, del regno dei cieli è qualcosa che noi non possiamo semplicemente dire sì, la pace di Dio, no, è qualcosa che Lui ci ha dato affinché noi la viviamo per l'unità del corpo di Cristo. Fratelli, noi non possiamo semplicemente dire Dio è il mio Signore, Dio è il mio Re e fare finta che tutta questa istruzione, che tutta questa visione non ci compete a noi rispettarla. Non possiamo fare finta
che la giustizia di Dio, che la pace di Dio siano solo belle parole, ma che non sia qualcosa che dobbiamo vivere veramente. Noi dobbiamo vivere la pace con i nostri fratelli e noi dobbiamo praticare questa giustizia che ci spinge a essere i primi servi, i primi a umiliarci, i primi a essere piccoli davanti agli altri. E la gioia di Dio, il regno di Dio è giustizia, è pace, è gioia. Qual è la gioia che noi troviamo nel regno dei cieli? Oggi, se noi pensiamo a qualcosa di gioioso, cos'è? Andare al parco giochi con i nostri figli, andare a cena fuori con la nostra moglie, il nostro marito, ma nel regno dei cieli la gioia è qualcosa di totalmente diverso. Gesù ci dice: gioiosi, felici, beati coloro che sono perseguitati nel mio nome, beati coloro che sono umili, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che sono mansueti, beati misericordiosi, beati coloro che soffrono e che sono afflitti. Beati voi ogni volta che per il mio nome sarete insultati, ogni volta che per il mio nome sarete perseguitati, perché voi erediterete il regno dei cieli. La gioia del regno dei cieli, la gioia di questa visione del regno è completamente distorta, è completamente diversa da quello che noi abbiamo come idea di gioia. Per me l'idea di gioia è essere invitato a casa di un fratello della chiesa a mangiarmi una bella picagna. Ma Gesù dice: non è questa la gioia. La gioia nel regno dei cieli è che tu possa soffrire per me. La gioia nel regno dei cieli è che tu possa fare la mia volontà. La gioia nel regno dei cieli è che tu possa piegarti davanti a me. Questo è ciò che ti dà la gioia. Non per il fatto di essere umili, non per il fatto di essere misericordiosi, non per il fatto di essere perseguitati, ma per la ricompensa che viene successivamente, e che è quella di ereditare la terra promessa. Beati gli umili di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Fratelli, voglio dare una parola di gioia però per tutti quanti noi, secondo quello che dice qua Gesù, perché queste persone gli hanno detto: Gesù, noi vogliamo che tu faccia questo. E Gesù dice: guardate che il regno dei cieli non è come volete voi, il regno dei cieli è come voglio io. Questo è il mio regno, io detto legge qua, non siete voi. E poi Gesù comincia aggiungendo qualcosa, dicendo: sapete che ai giorni di Elia in Israele c'erano tante vedove, ma Elia è stato mandato a una vedova di Sarepta dei Sidoni. Sarepta dei Sidoni era una città da cui era nata una delle peggiori regine di Israele. Era una città che non si trova neanche in Israele, era una città nella quale nessun israelita penso che volesse andare per paura di essere ucciso, ma Elia lì è stato inviato. Ai giorni di Eliseo c'erano tanti lebbrosi in Israele, ma Eliseo è stato mandato da Naaman il Siro, uno dei generali della Siria, un paese spesso in guerra contro Israele. E fratelli, questa parola ci mostra una cosa, che il regno dei cieli è aperto a tutti. Il regno dei cieli non è soltanto per gli israeliti, il regno dei cieli non è soltanto per coloro che hanno sempre avuto una vita di devozione, il regno dei cieli non è soltanto per coloro che sono capaci, che sono bravi. Il regno dei cieli è qualcosa di veramente distorto. Dio, Gesù ha scelto dei pescatori analfabeti per essere i suoi migliori apostoli. Dio ha scelto un persecutore dei cristiani perché diventasse il maggiore missionario della Chiesa. Dio ha mandato 2 profeti in città lontane a portare benedizioni. E allo stesso modo oggi Dio può raggiungere il cuore di quelle persone che non si sentono degne, che non si sentono meritevoli, che si sentono per qualche motivo lontane da Gesù, che dicono: no, io sto vivendo una vita in questo modo qua, che cos'ho io con Dio? Perché Dio dovrebbe scegliere me? Forse c'è qualcuno qua che pensa: oh, io sono venuto soltanto per festeggiare il compleanno dell'Andrea oggi. Ma io quello che voglio dirti è che Dio non ha preferenze di persona e che il suo regno è aperto a tutti. Il suo regno è aperto a tutti noi. Il suo regno è aperto a tutti coloro che aprono il loro cuore a Lui, dichiarandolo veramente come Signore della loro vita e cominciando a vivere la visione del regno di Dio, camminando nelle sue vie. Alla fine
di questa storia vediamo che queste persone erano tutte arrabbiate e hanno cominciato a spingere Gesù per buttarlo giù da un burrone, ma Gesù, passando in mezzo a loro, è riuscito a andarsene via. E questo ci dimostra una cosa, che nel corso degli anni, dei secoli, dei millenni ormai possiamo dire, in molti hanno cercato di abbattere il regno di Dio. In molti hanno cercato di distruggere le teologie e le dottrine della Chiesa. In molti hanno cercato di distruggere la stessa Chiesa. Quante filosofie, quanti uomini si sono innalzati contro Dio. Eppure mai il regno di Dio è stato smosso. Il regno di Dio non può vacillare, il regno di Dio non traballa, il regno di Dio è eterno. Il regno di Dio vince contro ogni ostacolo, il regno di Dio supera qualsiasi difficoltà. Il regno di Dio è ancora in mezzo a noi e noi possiamo fare parte di questo regno. Ognuno di noi può fare parte di questa storia che Dio ha per i nostri cuori. Io ti invito a alzarti in piedi. Il mio invito per tutti quanti noi, e penso sia l'invito dello Spirito Santo questa sera, è che se qualcuno si sente oggi lontano dal vivere questa visione un po' folle del regno di Dio, possa cominciare a indirizzare i suoi cammini. Chi si sente lontano, chi non si sente meritevole, può stare tranquillo, perché il regno di Dio è un regno che è aperto a tutti. E è vero, forse può sembrare difficile vivere questa giustizia di Dio perché è strana, e può sembrare difficile vivere questa pace di Dio perché sarebbe meglio una pace come il mondo la promette, l'assenza di guerra. E Dio invece non ci promette l'assenza di guerra, ci dice: nel mondo avrete tribolazioni, ma ci dice anche: io vi sto dicendo queste cose perché abbiate pace in me. Ci dice: gettate su di me ogni vostra afflizione, ogni vostra tribolazione. Ci dice: getta sulla croce tutte queste cose perché io ho già vinto il mondo. Io ho già vinto le tue preoccupazioni, io ho già vinto le tue ansietà, io ho già vinto le tue debolezze, e la mia grazia, quella che io ho versato su di te da quella croce, la mia grazia ti basta. Ci può sembrare difficile vivere questa gioia del regno di Dio perché non è la gioia come la comprendiamo noi e come forse la vorremmo noi. Ma c'è un pastore inglese del 1600, Richard Baxter, che ha detto una frase che diceva così: il regno di Dio pagherà qualsiasi perdita che noi potremmo subire per guadagnarlo, ma niente al mondo può compensare la perdita del regno di Dio. Che noi possiamo cominciare a vivere questa visione del regno per poter dichiarare veramente: Dio è il Signore della mia vita, Lui è il mio Re e io sono sotto il suo regno, sotto la sua legge, sotto la sua visione. Che Dio possa darci ogni giorno la forza di continuare questa camminata. Molti di noi hanno già passato quella porta stretta e sono sul cammino. Alcuni forse ancora non hanno passato quella porta, ma il regno dei cieli vale la pena di tutto questo. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa magnifica serata che stiamo vivendo alla tua presenza. E io ti chiedo, Padre, che ogni parola che tu hai lanciato questa sera possa entrare in qualche modo nei nostri cuori, possa cominciare a cambiare i nostri pensieri, a cambiare il nostro modo di camminare. Per quanto
possa sembrare strano e a volte complicato andare nella tua via seguendo questa visione, una visione che non è quella del mondo, non è come il mondo ce la dà, ma è come tu ce la dai, Padre, che ogni rinuncia, che ogni sacrificio, che ogni sofferenza, che ogni passo fatto possa rallegrarci di gioia, sapendo che niente del mondo può compensare la perdita del tuo regno dentro di noi. Padre, noi crediamo che il tuo regno è già qui, noi crediamo che il tuo regno può vivere dentro di noi. Vogliamo camminare sulla tua strada, seguire e ubbidire alla tua legge, vivere nella tua visione, essere gli ultimi quando ce n'è bisogno, trovare pace solo in te e rallegrarci di piegarci alla tua potenza. Per questo noi ti ringraziamo, Signore, benedici la tua Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Dio Padre dei cieli, santo è il tuo nome, che venga il tuo regno e la tua volontà. Dichiariamo Dio Padre. Dio santo è, che venga e la tua volontà. Cantiamo ancora una volta Dio Padre. Dio santo è, che venga e la tua volontà in terra, così come niente, scenda la tua gloria intera, così come nel cielo scenda la tua gloria. Dio Padre, Dio Padre dei cieli, santo è il tuo nome, che venga il tuo regno e la tua volontà intera,
la tua gloria qui. Alleluia, applaudo in nome di Gesù. La tua gloria qui. Applaudo ancora un po' più forti. La tua gloria qui. Gesù è per te, è per il tuo regno. La tua gloria qui. La tua gloria qui. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio per questa meravigliosa serata, la sua presenza. Gloria a Dio perché ci ha fatto sentire la sua gloria scendere su di noi. Gloria a Dio perché Lui è buono, è meraviglioso e ciò che fa nella nostra vita si rinnova ogni giorno, non solo al sabato sera, ma ogni giorno nella nostra casa, ogni giorno nella nostra automobile, ogni giorno nel nostro lavoro. Noi possiamo riempirci della sua presenza, della sua gloria e del suo spirito. A Lui sia l'onore, a Lui sia il regno, a Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Possiamo accendere le luci, stiamo già per terminare il nostro culto. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni l'ultima settimana? Guglielme. Vieni Guglielmo. Qualcun altro che ha compiuto gli anni? Miguel, arriva Miguel. Ageuda. Anche tu. Possiamo fare una preghiera per benedire la loro vita e il loro nuovo anno. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a Te la vita della nostra pastora Andrea, di Miguel e di Guglielmo, affinché Signore Tu possa riempire questo loro nuovo anno delle Tue migliori benedizioni, Signore, della Tua allegria, della gioia che viene da Te, della pace, della giustizia che ci sono nel Tuo regno. Benedicili, Signore, con tutto ciò che Tu hai già preparato davanti a loro, che possa essere un anno pieno di meraviglie, un anno pieno di realizzazioni, un anno pieno della Tua presenza. Per questo noi Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, prima di terminare il nostro culto con la benedizione finale, vogliamo omaggiare la nostra pastora Andrea,
Quindi vi chiedo di sedervi qualche minuto. Non so, se si possono spegnere un po' di luci perché... Cara pastora, che anno è stato, vero? Noi conosciamo una minima parte di quella che è la tua vita, di quello che tu decidi di mostrarci, ma solo Dio sa tutto ciò che accade a porte chiuse. Noi vediamo le conquiste, i sorrisi, le tue vittorie e i tuoi bellissimi frutti, ma soltanto la tua casa e Dio conoscono lo sforzo, le lotte, i pianti, le notti insonni e il processo per arrivare fino a dove sei arrivata oggi. Noi vediamo la guerriera che sei, celebriamo la tua forza e il tuo cuore generoso. Ammiriamo il tuo posizionamento e i tuoi valori che ti rendono un esempio per tutti noi. Onoriamo l'autorità e l'unzione che Dio ha versato su di te e oggi celebriamo la tua vita. Che Dio possa continuare a benedire la tua casa, il tuo ministero e tutti i tuoi progetti. La tua chiesa, B-Church, ti ama. Auguri pastora! 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 Auguri mamma! Auguri! No, aspetta, Samara, tieni un attimo. Auguri pastora! Devo dare il microfono a qualcuno, ma non so bene a chi. Allora, Pastora, noi vogliamo ringraziarti con questo piccolo pensierino per tutti i tuoi sforzi, per tutto quello che fai. Ti abbiamo pure fatto una lettera che rappresenta il nostro amore che tu ci mostri, l'amore che tu ci hai insegnato attraverso tutti i tuoi sforzi, attraverso la tua figura di posizionamento, attraverso l'essere te stessa. Noi vogliamo fare una piccola preghiera per te, per benedire questo anno prospero, perché noi sappiamo che tu affronti tante battaglie, anche se non lo fai vedere alla Chiesa oppure a noi che siamo un po' più in qua, però oggi la nostra leader ci ha detto: non sarò io a venire lì su come leader, ma manderò voi come gruppo, quindi il B-Movement. Grazie a te oggi hai cresciuto, oggi siamo in quasi 10 ragazze che vengono attivamente nel B-Movement per lodare, per predicare attraverso la danza. E questo è tutto grazie alle notti di preghiera che tu hai fatto per far sì che questa chiesa crescesse ancora di più, che la lode crescesse ancora di più, che l'adorazione salisse al cielo. Auguri pastora. Questo è un regalo di tutta la Chiesa. Voleva lasciare un versetto.
Salmi 71. Un po' di versetto, sai? 5. Perché tu sei la mia speranza, Signore. Dio, tu sei la mia fiducia. Sim, dalla mia infanzia tu sei stato il mio sostegno, fin dai grembi del materno. Tu mi hai tratto dai grembo di mia madre. E ti va sempre la mia lode, a te va sempre la mia lode. Io sono per monte come prodigio. Tu sei il mio rifugio sicuro. Sia la mia bocca piena della tua lode e estate ogni giorno la tua gloria. Versetto 17. Oh Dio, tu mi hai istruído, sim, dalla mia infanzia, e io fino a oggi ho annunciato la tua meraviglia. Amém? E questo versetto ti lascio, perché tu sei quella donna di Provérbio 31. Amém? Em nome de tutta la Chiesa e Ministério delle Donne, ci ringraziamo per tutti. Amém? Amen. Discorso. Non esistono parole per descrivere quello che Andrea fa come pastora di questa chiesa. Non voglio elogiarla per quanto ce ne sarebbero da dire come moglie, come madre, ma qua davanti alla chiesa come pastore della chiesa non esistono parole per descrivere il tempo che lei dedica all'opera, le ore del giorno e della notte che lei dedica a Dio e ad ognuno di noi, perché lei è come prima cosa mia pastora e ogni giorno io sento questo e vivo questo all'interno della mia vita. È la persona che Dio ha messo sulla mia strada affinché potesse portarmi a Lui e giorno dopo giorno vedo come fa questa stessa cosa nella vita di molti. Mette lei davanti a tante donne di questa chiesa e a tante persone affinché possano ricongiungersi con Dio. Sicuramente se c'è una persona che vive questa visione del regno di Dio, io ho l'esempio più grande nella mia casa, ma sappiamo tutti che non è per forza né per potenza. Tutto ciò che fa è per la grazia e per lo Spirito di Dio. Uno Spirito che è il suo consigliere, uno Spirito che è il suo migliore amico, uno Spirito che la consola, che la fortifica ogni giorno della sua vita. E per questo ti ringraziamo di come ti lasci guidare e usare da Dio. Amen. Amen. E ringrazio. La mia paura più grande in questo giorno è cominciare a piangere e non smettere di piangere. Ma io ringrazio tanto Dio per questi 40 anni, oggi compio 40 anni. E questa mattina ho ringraziato il Signore perché fino a qua mi ha sostenuta e mi ha preso tra le sue braccia e ha preso cura di me in ogni difficoltà. Io so che lo farà ancora di più, è un nuovo inizio di qualcosa di molto grande. Io so che Dio mi sta portando ad avere a vivere altre situazioni. Io non vedevo l'ora di arrivare non per compiere 40 anni, ma per vivere la maturità di Dio nella mia vita, che io prego sempre per questo, per vivere questo nuovo e questa maturità di Dio. Ringrazio Chiesa, ringrazio che siete la mia famiglia qua in questa Italia, che prendete cura di me anche a volte senza saperlo, mi aiutate, mi date un abbraccio, guarite le mie ferite.
Anche se io non sono capace di parlarvi delle mie ferite, Dio vi usa per guarirle. Vi ringrazio con tutto il mio cuore. Grazie. Amen. Terminiamo questa serata a Dio con una preghiera. Se possiamo alzarci in piedi, dopo avremo tempo per fare gli auguri, festeggiare. Amen. Puoi aprire le tue mani e dichiarare insieme a me che l'amore di Dio Padre, puoi ripetere con me, dichiara questo sulla tua vita, che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio possano riempire la mia vita e la mia casa, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica, Chiesa, nel nome di Gesù.